Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa Croce la Monfalconese. Abecedario cooperativo, il benessere collettivo. Sanità integrativa, a colloquio con Andrea della Rovere. Nuovo impianto di imbottigliamento alla cantina di Cormons. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Croce la Monfalconese è una cooperativa di trasporti sanitari con le nostre ambulanze, che ne abbiamo per il momento 2. Siamo in territorio da 1 anno e mezzo circa. Siamo nel territorio del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone, Trieste, Udine, Gorizia. Abbiamo fatto qualche Covid anche, facciamo trasporti per le case di cura, per i privati, per aiutare le persone che sono allettate, che sono indisponibili per camminare, per arrivare al reparto. Allora noi veniamo chiamati dall'ospedale di Monfalcone, l'ospedale di Gorizia, come aiuto sulle croci convenzionate. La cooperativa Croce la Monfalconese viene chiamata nel territorio di Monfalcone tramite l'azienda sanitaria, e anche i privati possono chiamarci per qualsiasi tipo di trasporto, ospedaliero e non. Poi abbiamo anche molte case di cura, sempre nel nostro territorio di Monfalcone. Noi siamo attivi dalla mattina, dal primo viaggio alle 7 diciamo, fino alle 11 di sera. Siamo disponibili e rispondiamo al telefono per qualsiasi evenienza di trasporti secondari. Croce la Monfalconese non fa emergenza perché l'equipaggio che abbiamo è da autisti soccorritori per l'aiuto della nostra popolazione di Monfalcone. Prosegue la crescita della cantina produttori di Cormons, che ha approvato il bilancio con un fatturato che registra una crescita in un anno di pandemia ed una tendenza positiva del primo trimestre del nuovo bilancio che sfiora il 15%. Una soddisfazione rafforzata anche dall'ottimo raccolto, dichiara il presidente Filippo Bregant. Una grande annata con una produzione maggiore del 10% e un'altissima qualità. A conclusione dell'assemblea è stato inoltre inaugurato il nuovo impianto di imbottigliamento, un impianto che lavora 4.500 bottiglie all'ora se si tratta di vini fermi e 2.500 bottiglie all'ora nel caso di spumanti. L'investimento è stato di 1 milione di euro circa, supportato da un contributo del piano di sviluppo rurale. La cantina ha inoltre potuto festeggiare anche il massimo riconoscimento ottenuto dalla guida Vitae 2022 dell'Associazione Italiana Sommelier. Le 4 viti sono andate al Pinot Bianco DOC Collio 2020 della cantina di Cormons. 2 latterie sociali aderenti a Confcooperative sono state premiate dalla 10ª edizione del concorso Formaggio Latteria a latte crudo,
promosso dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia e svoltosi in occasione della manifestazione Agrifieste a Gemona del Friuli. Per il formaggio fresco di 2 mesi di stagionatura si è imposta nel concorso la latteria tornaria di Crivignano Udinese, seguita dalla latteria di Fagagna Borgo Centro e dalla latteria tornaria di Campolessi di Gemona del Friuli. Quest'ultima arrivata prima nell'altra categoria in concorso, il formaggio semistagionato fra 4 e 6 mesi, seguita dalla latteria di Fagagna Borgo Paludo e dalla latteria tornaria di Brazzacco di Moruzzo. Alla rassegna, unica possibilità di confronto fra i diversi prodotti dei caseifici regionali, qui presentati al giudizio di una commissione di esperti, hanno partecipato 25 latterie del Friuli Venezia Giulia. Croce La Monfalconese svolge principalmente solo trasporti non di emergenza perché i veicoli sono dei veicoli con dell'attrezzatura molto più semplice dei veicoli dell'uso del 118. Possiamo dare un primo soccorso visto la nostra formazione, perché l'equipaggio a bordo sono formati solo come autisti soccorritori. A bordo abbiamo defibrillatore, steccaggio, varie medicazioni, ossigeno, tutto quello che occorre per un primo soccorso. I mezzi che utilizziamo in questo periodo hanno una maggiore attenzione nella pulizia, nella sanificazione. Prestiamo attenzione ad ogni persona che trasportiamo, a pulire, a dare una sanificazione fra una persona e l'altra, in modo tale da garantire una maggior sicurezza di chi usa il nostro servizio. Questo veniva effettuato anche prima della pandemia Covid-19, però in questo periodo prestiamo molta più attenzione a questo punto di vista qui. La nostra cooperativa, che è circa 2 anni che è attiva, facciamo all'incirca più o meno 100 trasporti mensili, sono basati la maggior parte su persone anziane che provengono da case di riposo, da proprio domicilio, oppure dimesse dal pronto soccorso di Monfalcone o Gorizia. In questi quasi 2 anni abbiamo partecipato anche a qualche manifestazione sportiva, la Bocciofila Triestina. Ci è capitato già 2 o 3 eventi che abbiamo fatto per loro in questo periodo. Come sempre assistenza del primo soccorso. Abbiamo anche qualche socio volontario dove ci dà un aiuto in questo periodo per i trasporti. Sono persone comunque formate per questo tipo di servizio e siamo aperti a nuove collaborazioni. Il servizio è stato molto apprezzato, quindi abbiamo una previsione che nei prossimi mesi di fare dei nuovi acquisti al parco mezzi. Vogliamo incrementare con altri soci volontari per offrire un maggior servizio ed incrementare questo lavoro, e sperando anche di riuscire a fare trasporti in varie parti dell'Italia. Salve a tutti, il welfare aziendale è un tema all'ordine del giorno della cooperazione ed è per questo anche che qualche anno fa il movimento cooperativo di Confcooperative ha fatto nascere Cooperazione Salute. Di questo parliamo oggi, del suo radicamento in Friuli Venezia Giulia, col consigliere Andrea Della Rovere, che ci dettaglia la situazione. Consigliere Della Rovere, ci spiega esattamente cos'è Cooperazione Salute? Cooperazione Salute è una mutua che nasce nell'evoluzione della contrattazione collettiva nazionale, quando nel 2012-2013 viene inserito l'obbligo per le aziende di versare una quota per ogni lavoratore al fine di poter costituire un fondo che possa sostenere le spese che i soci lavoratori devono sostenere per le proprie esigenze di salute.
Nasce come obbligo contrattuale e viene strutturata sull'onda di questo obbligo immediatamente da Confcooperative, è un'iniziativa di Confcooperative e nel tempo si è sviluppata e si è ingrandita. È un sistema di integrazione ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale e corrisponde a una copertura che è proporzionata a quanto il datore di lavoro, l'azienda, versa annualmente per ogni proprio lavoratore. Quindi c'è poi la possibilità di estendere questi servizi e questa copertura con dei versamenti integrativi o anche iscrivendo i propri familiari, estendendo i propri familiari pagando una quota supplettiva. Dunque esattamente questi servizi cosa sono? Cioè cosa fa di concreto Cooperazione Salute per i soci delle cooperative e i suoi familiari? Sostiene e rimborsa le spese sostenute, ad esempio una prestazione odontoiatrica o un ticket sanitario pagato per delle visite specialistiche o una visita specialistica in particolare. Il documento di spesa viene rimborsato secondo una percentuale, una tariffa specificata nel pacchetto che corrisponde alla quota versata o sottoscritta dall'assistito. Questi rimborsi sono di facile ottenimento perché c'è una procedura molto snella, molto veloce, che prevede anche l'utilizzo di un'app dove si può inviare anche soltanto la fotografia del documento di spesa e in poche settimane si ottiene il rimborso. È quindi un sistema di supporto ma che consente di avere anche delle prestazioni a prezzo più vantaggioso, a costo più vantaggioso se ci si rivolge a delle strutture convenzionate con Cooperazione Salute, che prevede il convenzionamento di strutture specialistiche per l'ottenimento delle prestazioni sanitarie. Dunque mi pare un sacco di cose interessanti per quanto riguarda gli aderenti a Cooperazione e Salute, ma questa iniziativa è partita a livello nazionale, in regione come siamo? Ci sono dei numeri su cui ci si può già orientare? Sì, allora è un'iniziativa a livello nazionale perché il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali prevede Cooperazione Salute, che nasce nel settore delle cooperative sociali, ma è aperta a tutti i cittadini che volontariamente intendono aderirvi e anche ai lavoratori di altri settori. A livello nazionale vi sono iscritte circa più o meno 3.000 cooperative per un totale di assistiti di circa 160.000. A livello regionale vi sono iscritte 120 cooperative e circa 5.000 assistiti. Gli assistiti appunto si possono rivolgere alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale come alle strutture convenzionate e quindi possono, come dire, vedere rimborsato la propria spesa sanitaria indipendentemente dalla struttura che gliel'ha erogata. In Friuli Venezia Giulia al momento ci sono 29 strutture convenzionate e 11 studi odontoiatrici che sono convenzionati con Cooperazione Salute. Quindi anche Cooperazione Salute è radicata sul nostro territorio. Che invito possiamo fare o esiste una proposta che possiamo fare agli iscritti delle cooperative, ai soci e ai familiari per far sì che Cooperazione Salute si rafforzi? Allora sì, assolutamente, naturalmente l'adesione è aperta e io posso garantire che non essendo comunque un'iniziativa che ha come fine ultimo un fine speculativo, l'offerta in proporzione alla quota richiesta è sicuramente un'offerta utile che garantisce la serenità e la possibilità di soddisfare i propri bisogni di salute con minore angoscia e sicuramente con minori costi. Per Confcooperative è comunque un progetto importantissimo, strategico, ha dedicato una struttura interna a questa attività, ci sono 2 persone che seguono esclusivamente questi progetti e questa realtà. È importantissimo per 2 aspetti, naturalmente il sostegno ai bisogni della popolazione e degli assistiti in un periodo assolutamente non semplice, peraltro, e anche un indirizzo strategico, una considerazione strategica su tutto quello che è la prevenzione alla salute e un approccio alla salute in maniera serena, quotidiana, ma sempre vigile, avendo la possibilità di realizzare tutti quei presidi anche a un costo che può essere supportato dalla mutua.
Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. La cooperativa Panctone è una società cooperativa che è nata nel 2001, è nata da professionisti che in parte alcuni già si occupavano precedentemente di comunicazione. È una cooperativa che ha messo insieme dei professionisti con diverse anche capacità e ambiti in cui erano specializzati per creare qualcosa di nuovo. Il nome Panctone è un po' anche questo, cioè conoscete il Pantone è il sistema di riferimento per il colore della grafica, no? Quando andate in tipografia scegliete un colore e il Pantone è quello. Panctone voleva essere un po' appunto anche un messaggio che diamo nel fatto di essere una cosa assolutamente originale. Panctone è un colore che non si è mai visto prima. Infatti diciamo la nostra particolarità è un po' la creatività e il modo in cui affrontiamo ogni progetto. Noi siamo nati a Gorizia, inizialmente ci siamo configurati soprattutto come studio grafico e pubblicitario. Poi abbiamo capito che interfacciandoci anche con i clienti e con le istituzioni con cui abbiamo fatto diversi progetti, la necessità di comunicare era molto più ampia rispetto a disegnare, cosa che comunque ci continua a caratterizzare come qualcosa di unico, cioè il fatto di saper fare dei progetti di alta qualità a livello visivo. Poi abbiamo capito che la comunicazione è molto di più e soprattutto che in Friuli c'è molto bisogno di comunicare perché abbiamo un sacco di realtà molto brave, abbiamo aziende fortissime in quello che fanno, abbiamo istituzioni che creano un sacco di eventi, di progetti, ma spesso non sanno bene come comunicare queste cose qua. Quindi abbiamo un po' espanso il nostro range, per cui siamo passati dal fare solamente grafica pubblicitaria visiva a fare altre cose. Ovviamente recentemente è molto più forte anche la richiesta di essere presenti sui social, il digitale, l'ufficio stampa che si è aggiunto successivamente per poter gestire tutta una serie di cose. Ad esempio, se un'istituzione deve comunicare un evento, un progetto culturale, non si fa tanto marketing nel senso annunci pubblicitari, ma magari si comunica nel modo migliore quello che è l'evento tramite l'attività di ufficio stampa che fa la mia collega. Il benessere collettivo è un benessere che va a vantaggio di tutta una comunità locale. Non è solo un benessere economico. Certo, questo benessere economico è importante perché avere più o meno soldi comporta avere più o meno servizi e più o meno beni da poter utilizzare. Il benessere economico è una cosa importante per la nostra società e per capire meglio questo concetto ci affidiamo a un evento che è avvenuto nel settembre 2020 a Firenze, il Festival dell'Economia Sociale, che ha prodotto la Carta dell'Economia Sociale, 8 punti importanti che ci chiama anche come cittadini a impegnarci nella società. Questi 8 punti sono: sostenere il lavoro delle persone, e qui soprattutto si parla di qualità del lavoro. Credere nella biodiversità delle diverse imprese, promuovere la dignità e l'inclusione sociale, valorizzare l'impresa come luogo di creatività e di benessere, investire nell'educazione e nella promozione umana, proporre una nuova idea di salute e benessere, coltivare il rispetto e la cura dell'ambiente, attivare energie, giovani, innovazione e nuove economie. 8 punti che mi sembrano importanti anche per ripartire.
A noi della cooperativa Pantone piace l'idea di seminare bellezza. Abbiamo un rapporto particolare con il territorio in cui viviamo, abbiamo un rapporto molto stretto e infatti una delle cose più emozionanti del nostro lavoro è quella che ciò che creiamo alla fine ce lo ritroviamo intorno, diventa visibile sul nostro territorio, che in questo modo cerchiamo di modificare, di cambiare, perché no, anche di rendere un luogo migliore. Per portare un esempio di questo rapporto posso dire che nelle case dell'Isontino ci sono i nostri calendari della raccolta differenziata che sono stati ideati dai nostri grafici, oppure ancora alle fermate degli autobus recentemente sono comparsi nuovi orari che portano il logo, l'immagine della nuova società regionale TPL FVG che abbiamo creato all'interno del nostro studio. Oppure ancora spesso girando in città incappiamo nei nostri manifesti promozionali di eventi o mostre che abbiamo creato e realizzato all'interno della cooperativa. Il discorso di puntare sul territorio e creare connessioni all'interno del territorio si manifesta anche nella nostra capacità e volontà di creare legami con i media, sia a livello nazionale e locale ma anche internazionale, a seconda ovviamente delle esigenze del cliente. Ci piace comunicare al meglio le attività dei nostri clienti e anche le loro realtà e i loro valori, per cui attraverso l'attività di ufficio stampa quello che facciamo è offrire un servizio di utilità proprio per dare voce alle realtà del territorio e a tutte le loro iniziative. Quindi raccontiamo progetti che i nostri clienti organizzano e portano avanti, comunichiamo e raccontiamo alle persone gli eventi e le iniziative che vengono svolte sul nostro territorio. Quindi di fatto quello che facciamo è creare connessione tra i soggetti di cui curiamo la comunicazione e la comunità. Pantone è anche comunicazione digitale. Il 2020 è l'anno un po' del digitale, tutti quanti abbiamo scoperto l'importanza di questo tipo di comunicazione e noi già da qualche anno ci occupiamo anche di questo, ci occupiamo di portare quello che è il bello della comunicazione che sappiamo creare in Pantone anche all'interno del mondo digitale e il mondo dei social. Sembra un mondo un po' senza anima quasi e l'obiettivo è quello di dargli un'anima, perché non dobbiamo mai dimenticare che digitale, l'abbiamo scoperto, è assolutamente reale. Di questo me ne occupo io principalmente. L'obiettivo è quello di lavorare in sinergia per riuscire a portare la nostra creatività anche in questo mondo. Non è un lavoro banale, è un tipo di comunicazione un pochino differente perché è una comunicazione molto veloce, ma è una comunicazione da trattare un po' con i guanti, perché quando lavoriamo su un social noi entriamo violentemente nella vita delle persone, siamo tutti col cellulare in mano e questo entrare violentemente nella vita delle persone deve essere fatto in maniera consapevole per riuscire a portare il messaggio dei nostri clienti all'utente finale nella maniera migliore per raggiungere l'obiettivo senza però andare ad essere troppo invasivi.